Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora l'ultima che ci arriva dalle istituzioni europee è una candid camera, sembra uno scherzo esagerato e carnevalesco per trarci in errore, o la caricatura di qualcuno che vuole dipingere l'Europa ancora più delirante e ideologica di quello che è. Io vi leggo la notizia per com'è, perché non posso fare altrimenti, cercando di rimanere serio. Ilaria Salis, europarlamentare eletta nelle file di Alleanza Verdi-Sinistra, è stata nominata membro sostituto della Commissione Casa. Della Commissione Casa, Ilaria Salis, è come se avessero nominato Dracula capo dell'Avis, è come se avessero eletto Charles Bukowski presidente di una lega contro l'alcol. È come se chiedessero a Fedez e Ferragni di fare lo spot per la famiglia perfetta del Mulino Bianco, cioè siamo agli estremi sconosciuti del concetto di ossimoro. Comunque ve la leggo anche per come l'ha annunciata trionfalisticamente la stessa onorevole Salis sui suoi social, ritraendosi in foto all'incontro costitutivo della Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell'Unione Europea. Come ho sempre fatto fuori dalle istituzioni, e qui il riso si converte nel sangue che si gela nelle vene, continuerò anche qui a battermi perché il diritto all'abitare sia garantito a tutte e tutti, senza eccezioni. Mai più case senza gente, mai più gente senza casa. Lei continuerà a battersi come ha sempre fatto fuori dalle istituzioni. Ora non sappiamo, no, o meglio, sappiamo questo cosa vuol dire. Sappiamo, ad esempio, che l'onorevole Salis, al di là del caso ungherese che riguarda un'altra cosa ed è ovviamente aperto, non essendo addivenuti a nessuna sentenza, perché la Salis ha usato AWS come taxi per scappare dal processo, ma comunque in Italia aveva già 4 condanne passate in giudicato, alcune leggo per resistenza pubblica ufficiale durante lo sgombero di uno stabile, per esempio, o per invasione di edifici. Quindi, come dire, il suo concetto di proprietà privata mi sembra abbastanza chiaro, si approssima al nulla sostanzialmente. Tra l'altro, ricordiamo che all'onorevole Salis l'Aler lombarda aveva chiesto 90.000 euro perché le contestava la presunta occupazione abusiva di un alloggio popolare. Occupazione abusiva. E lei non è che avesse rinnegato la cosa, anche se contestava che fosse lì continuativamente, eccetera, perché aveva ribadito il suo modo di intendere l'approccio alla casa e alla proprietà privata. Aveva detto: sì, lo confesso, sono stata una militante del movimento di lotta per la casa. Se qualcuno pensava di fare chissà quale scoop, perché sideralmente lontano dalla realtà sociale di tale movimento. Le pratiche collettive dell'occupazione di case sfitte, il blocco degli sfratti, la resistenza agli sgomberi e la lotta per la sanatoria rappresentano un'alternativa reale all'isolamento sociale e alla guerra tra poveri. Quindi ribadisco l'agenda politica di uno dei nuovi membri della Commissione Casa del Parlamento Europeo. Pratiche collettive di occupazione, blocco degli sfratti,
fatti, resistenza agli sgomberi. Il bello è che c'è chi si offende se si paragona, mutatis mutandis, andiamo dalla tragedia alla farsa ovviamente, ma mutatis mutandis se si paragona l'attuale Unione Europea alla Unione Sovietica. Ragazzi, qualcosa che un'entità politico-istituzionale che prevede che l'onorevole Salis, che ha queste posizioni sulla proprietà privata, che non è che sia un dettaglio nella storia valoriale d'Europa, la proprietà privata, che ha queste posizioni sia un membro della Commissione per la casa, è come dire, l'aggettivo sovietico mi pare a un passo. Grazie a tutti.